Assessore, allora un momento importante per la vostra amministrazione, oggi si riapre la struttura della piscina chiusa da diversi anni. Sì, abbiamo dato vita di nuovo a questa struttura che rappresenta il gioiello per Favara. Era un peccato mantenerla chiusa, è da quasi 2 anni che la struttura è chiusa e la chiusura era dovuta soprattutto al costo, quindi alla gestione del servizio in sé. Noi abbiamo superato queste criticità e lo abbiamo fatto efficientando la struttura dal punto di vista energetico e pur essendo in dissesto finanziario abbiamo riaperto la struttura perché all'ente costerà zero. Ecco, c'è anche una collaborazione con un gruppo importante di Favara, il gruppo Alaimo, che vi ha permesso questo risparmio energetico, come? Sì, il gruppo Alaimo Esco è partenariato con il comune di Favara, quindi abbiamo fatto un efficientamento energetico della struttura con i pannelli solari, quindi abbiamo il riscaldamento dell'acqua e poi successivamente sarà fatto il coibentaggio del tetto, saranno oscurate le vetrate perché anche d'estate la piscina possa rimanere aperta. Allora, nella logistica della piscina io sono il presidente di una società che ha avuto la concessione delle corsie. Sono 2 società in questa piscina che al momento possono utilizzare le corsie, che hanno partecipato a un bando e quindi si sono aggiudicate le corsie, e io sono il presidente della Nuoto Agrigento che immagino tutti ancora ricordino che è una società che lavora in provincia di Agrigento dal 2002, quindi abbiamo ottenuto in tutti questi anni grossi successi e immagino che tutti abbiano parlato del nuoto anche grazie a noi. Sì, per noi la soddisfazione è doppia, perché oltre alla cosa principale di poter ridare un servizio alla cittadinanza, ai tanti giovani, meno giovani che ne faranno uso per la piscina, la cosa importante è che abbiamo recuperato una struttura che diversamente, senza questa formula di efficientamento energetico, sarebbe andata persa. In passato mantenere viva questa struttura costava all'ente circa 200.000 euro tra il consumo di gasolio e i prodotti per la pulizia, quindi per il circuito dell'acqua. In questa maniera, con questa formula che abbiamo scelto, grazie al partenariato che abbiamo con la Esco dei fratelli Alaimo, siamo riusciti ad efficientare tutto il sistema energetico, quindi di alimentazione, e siamo ad un abbattimento quasi del 90%, il che ci consente che attraverso l'energia solare, quindi con il solare termico, riusciamo a riscaldare l'acqua per quasi il 90% dell'utilità che ci serve, quindi il consumo è totalmente ridotto. Voi avete fattivamente aiutato, realizzato l'apertura della piscina, voi del gruppo Alaimo, in che modo? Noi siamo la società Esco del Comune. A mezzo di un contratto di partenariato con il Comune abbiamo realizzato degli impianti da fonti rinnovabili che hanno permesso di poter abbattere i costi delle bollette e garantire quell'efficienza che gli impianti che c'erano prima, oramai obsoleti, non riuscivano a dare. Quindi la riduzione dei costi, l'utilizzo delle fonti rinnovabili hanno consentito di poter trovare quel giusto connubio sia come soluzione tecnica che economica, che ha permesso la riapertura. Sì, oggi noi abbiamo partecipato con le nostre classi, parteciperanno a tutte le attività che questa mattina si svolgeranno all'interno della struttura, ma la cosa più importante è la possibilità di poter utilizzare anche nel proseguo questa bellissima piscina, perché effettivamente la chiusura determinava un handicap per tutti i ragazzi che si trovano nel circondario, quindi ritengo che la possibilità di sfruttare al meglio sia un'opportunità e la possibilità per i ragazzi di praticare questo sport che altrimenti gli veniva precluso. Allora, sicuramente oggi sono felicissima di essere presente a questo evento perché costituisce una delle mie prime uscite ufficiali come delegato provinciale del CONI e sicuramente esordire, fare il debutto in società con la riapertura di un impianto sportivo è una cosa bellissima. Poi un impianto sportivo particolare come questa piscina e come gli impianti di Favara, che sono forse tra questa piscina insieme al palazzetto dello sport, per me sono tra i più belli che la provincia di Agrigento possa avere.
Sicuramente lo sforzo del Comune è stato enorme, l'ho ribadito già più di una volta, e dovrebbe essere preso ad esempio da tante altre amministrazioni comunali che tengono gli impianti chiusi, cioè per proprio secondo me scarso impegno della comunità e anche scarso amore verso la vita sociale. Cercheremo di inserire questa attività e poi per quanto riguarda la ginnastica in acqua per gli adulti, gli anziani, attività svolte nell'arco delle mattinate dal lunedì al sabato e poi serali e pomeridiane. Cercheremo pure di aprire qualche corso nella pausa pranzo, quindi vi aspettiamo numerosi. Oggi è un giorno particolare, è un giorno di festa, specialmente per chi promuove lo sport come me in tutta la Sicilia. Aprire una struttura sportiva e aprire un gioiello come quello di Favara è un evento importantissimo per il benessere dei cittadini, per una prevenzione della salute, per levare tanti bambini in mezzo alla strada e un'acquisizione di benessere veramente.